Due recenti provvedimenti regionali in materia di pianificazione urbanistica, territoriale ed edilizia avranno un impatto rilevante sul governo del territorio e sugli interventi che interesseranno il sistema insediativo. La straordinaria affluenza di professionisti, imprenditori tecnici e amministratori comunali, registrata al convegno proposto in fiera sull'argomento da Confartigianato, dimostra quanto preoccupi la complessità di tematiche legate al consumo del suolo, alla riqualificazione urbana e quanto sia stata quindi opportuna e indovinata l'iniziativa. Sono due apparati disciplinari molto corposi, hanno le finalità comuni, quella sempre della tutela del territorio, la salvaguardia del paesaggio, la promozione del paesaggio, ma soprattutto possono anche avere delle fortissime ricadute, impatti sulla parte anche della riqualifica delle città, rigenerazione urbana, riqualificazione edilizia ed abitativa. Contenimento del consumo del suolo e adozione del regolamento edilizio tipo. Due obiettivi dettati rispettivamente da una legge regionale dello scorso anno, in attuazione di programmi sanciti dall'Unione Europea, e di una delibera della Giunta regionale sempre del 2017. Provvedimenti che condizioneranno le future scelte di amministrazioni locali e imprese e che in vista della loro adozione suscitano dubbi e interrogativi, data la varietà delle situazioni presenti sul territorio. Motivi per i quali Confartigianato Vicenza, in collaborazione con gli ordini degli architetti, ingegneri, agronomi, forestali, geologi e il Collegio dei Geometri, ha proposto su queste tematiche un convegno di approfondimento. Ancora l'ingegner De Gennaro. Non consumare il territorio non vuol dire semplicemente non costruire sul terreno naturale o seminaturale, ma è un saldo, una compensazione ecologica che vuol dire quindi posso costruire sul terreno naturale, ma posso anche rinaturalizzare il territorio, quindi un saldo fra quello che si viene a consumare e quello che viene rinaturalizzato. L'Europa ha indicato un tempo limite. L'Europa ha indicato un termine non sanzionatorio ma indicativo sicuramente del 2050 come territorio del consumo di suolo uguale a zero. Ci si avvicina a questi 32 anni che mancano da allora attraverso un'analisi che è stata fatta con i dati presenti nelle nostre banche dati del sistema informativi territoriali, dati che hanno fatto una fotografia del territorio, ci siamo confrontati anche con i documenti dell'ISPRA, l'Istituto sulla prevenzione e la ricerca ambientale, abbiamo fatto un'analisi che ci ha dato degli step che via via saranno monitorati a distanza di ogni 5 anni come prevede la legge, eventualmente riassegnando quantità di territorio oppure rimodellando la quantità che è stata determinata, la quantità massima di consumo di suolo. Lei sa che c'è una richiesta scaturita anche quest'oggi dalla platea di soluzioni che possano incentivare la riqualificazione. E questa è la seconda parte di un provvedimento che dovremmo fare. Stiamo studiando, attraverso anche la collaborazione di altri esperti del settore, guardando anche quello che hanno fatto le altre regioni, di sistemi di poter incentivare. Devo dire che l'unica norma economica della legge 14 del 2017 prevede proprio fondi a disposizione per coloro che demoliranno, dice proprio demoliranno, oppure rigenereranno il territorio urbano. Quindi sono due concetti importantissimi, demolizione e rigenerazione, che sicuramente saranno il nostro obiettivo per poter trovare criteri e parametri per poter assegnare dopo questi fondi. Il secondo provvedimento è costituito dal regolamento edilizio tipo. Semplificare gli adempimenti e uniformare le definizioni sono gli obiettivi, ma tenuto conto della varietà delle situazioni esistenti, lo strumento, è stato chiarito, non potrà essere uguale per tutti. E questo è un bene sotto molti aspetti, perché ci dà un modello, ci dà un metodo di come poter riconvertire gli attuali 8.000 e passa regolamenti edilizi che sono in Italia, quindi ci dà delle linee guida. Ha un aspetto abbastanza restrittivo perché impone le 42 definizioni uniformi per tutti i comuni ad invarianza zero, invarianza dimensionale zero. Questo ha comportato e sta comportando parecchie pause di riflessione affinché si possa fare questo tipo di esercizio matematico per poter cercare di avere questa soluzione, applicando le definizioni, avere la stessa invarianza dimensionale. Il confronto tra esperti e professionisti è stato utile per chiarire dubbi e soprattutto per far emergere, come era nelle intenzioni, punti critici che meritano approfondimenti affinché i nuovi criteri possano essere realmente applicati e rispettino le finalità a cui si ispirano le norme.
Tra questi, la necessità che il patrimonio edilizio dismesso rientri nel sistema di calcolo delle quote di suolo edificabile assegnate ai comuni e che eventuali deroghe non compromettano gli obiettivi della legge. Presidente, perché Confartigianato ha voluto essere parte attiva nell'adozione di queste riforme? Noi abbiamo due obiettivi che sono importanti. Il primo è che Confartigianato, oltre che essere un'associazione di categoria, è un attore sociale di questo territorio e vuole essere attore principale nel creare su questo territorio quelle condizioni di vita ottimali, non solo per quanto riguarda il benessere, ma per quanto riguarda proprio la qualità di vita. E questo è il primo obiettivo. Il secondo obiettivo è che abbiamo riagganciato una ripresa che è europea in tutti i settori, meno in quello dell'edilizia. E deve andare di pari passo queste nuove normative che la Regione, che tutto lo Stato sta emanando, che hanno a che fare con delle direttive europee che vanno verso il contenimento del consumo del suolo e le case a zero consumo energetico, e a una riqualificazione di quello che è il patrimonio edilizio di questi territori. Un patrimonio edilizio che ha avuto il suo boom, la sua grande crescita a cavallo degli anni 60-70 e che via via ha perso nel tempo il valore che aveva, il valore intrinseco del tempo. Oggi, con tutto un sistema magari anche di aiuto da parte del settore pubblico, potremmo riqualificare questo territorio, ricreare benessere e ridare valore a questo patrimonio immenso immobiliare che abbiamo.